Era stata una delle grandi assenti nell'estate dell'anno scorso, ma alla fine la tradizione si è riconfermata. Ieri sera è stata ufficialmente inaugurata la Sagra di San Rocco a Gorizia, presso l'omonimo quartiere, che da oltre 500 anni ospita la manifestazione. Un evento condizionato inevitabilmente dalla situazione sanitaria attuale, a partire dal controllo all'ingresso di Green Pass e documento di identità. Nell'area verde del Baiamonti quindi non ci sarà musica dal vivo né la tombola, ma la macchina organizzativa si è messa in moto da settimane per offrire comunque delle serate di festa. Lo spirito è quello di dare un segnale di vita e di ripresa e quindi quest'anno, nonostante tutto, l'abbiamo fortemente voluta e quindi eccoci qua. Stasera ci siamo lavati tutti, ma proprio per la nostra tenacia abbiamo detto che piova pure, che noi non molliamo e quindi speriamo bene, dai. Altrimenti andrà come andrà, ma l'importante noi ci siamo. Questo era lo scopo della nostra di farla quest'anno, ecco. Gorizia riparte dalla tradizione e anche dal buon cibo. A nome del comune appunto abbiamo ringraziato l'associazione per aver mantenuto viva questa tradizione nonostante tutte le difficoltà del caso.